Buongiorno, bentrovati da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Al via oggi la prima prova degli esami di maturità 2023 con lo scritto di italiano per tutti il vero ritorno alla normalità pre-Covid, impegnati in Sicilia 48.000 studenti, Moravia, Quasimodo tra le tracce di oggi. In cambio di mazzette avrebbero certificato false invalidità, 6 arresti a Palermo, ai domiciliari pure un dirigente dell'ASP, assessore comunale a Partinico, al vaglio degli inquirenti centinaia di pratiche. Dopo il sequestro di altri 6 traghetti della Caronte Tourist cresce l'apprensione degli operatori turistici e dei residenti delle isole minori per le corse ridotte. I collegamenti a rischio e la società di navigazione preannuncia ricorso. Per i familiari si tratterebbe di un nuovo caso Cucchi. Nel 2019 il 42enne Enrico Lombardo morì per un malore improvviso durante un fermo nel Messinese. Venerdì il caso approda in Cassazione. Calcio, fumata bianca in extremis, il Messina è iscritto al campionato di Serie C, gesto d'amore del patron Sciotto, adesso la palla passa alla Covisoc. Ancora buongiorno, al via questa mattina agli esami di maturità 2023 dalle ore 8:30 in punto. 48.580 candidati in Sicilia sono alle prese con la prima prova scritta di italiano. Quest'anno l'esame torna alla formula pre-Covid con 2 scritti e un colloquio. Alle 8:30 il Ministero dell'Istruzione ha comunicato la chiave per l'apertura del plico telematico e a quest'ora siamo in grado di fornirvi appunto le tracce, alcune delle tracce che saranno oggetto di questo esame. Moravia con un brano tratto dagli Indifferenti e Salvatore Quasimodo con Alla nuova luna fa parte della raccolta della terra impareggiabile tra le tracce proposte ai maturandi. E ancora il brano Elogio dell'attesa nell'era di WhatsApp tratto da un testo di Marco Belpoliti e L'idea di nazione con un testo tratto di Federico Chabot è una delle tipologie di tipo B, analisi e produzione di un testo argomentativo proposto agli studenti secondo quanto emerge appunto dalle prime informazioni. E poi ce n'è un'altra che richiama una lettera aperta inviata nel 2021 dal mondo accademico e culturale all'ex ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, che invitava a reintrodurre le prove scritte alla maturità. La lettera fu scritta proprio durante il periodo della pandemia. E poi per chiudere un testo tratto da Piero Angela, 10 cose che ho imparato, e l'altra proposta del tipo B con la comprensione e l'analisi del testo sottoposta ai maturandi. E noi naturalmente nelle prossime edizioni del nostro telegiornale seguiremo appunto le vicende dei maturandi in quella che è la loro prima prova scritta, in questo ritorno vero e proprio degli esami di maturità al tempo del pre-Covid. Andiamo alla cronaca subito con le agenzie che appunto vi diamo in tempo reale. Parliamo di una donna che è morta dopo essere stata costretta 4 ore in barella nell'androne di un palazzo in attesa appunto dei soccorsi del 118. Naturalmente anche su questo vi parleremo. Intanto muore a Favara l'uomo indagato per la scomparsa della sorella. Aggiornamenti anche su questo fronte. E intanto andiamo a un altro episodio di cronaca davvero poco edificante. Chiedevano soldi e regali per fare ottenere a persone che non ne avevano i requisiti il certificato di invalidità. In alcuni casi falsificavano persino i documenti. Sentiamo. Falsi verbali per far ottenere a pagamento l'invalidità a chi non ne aveva diritto. È il nuovo scandalo scoperto dalla Guardia di Finanza, che ha ristretto agli arresti domiciliari 6 persone, fra cui anche un assessore comunale della DC Nuova a Partinico, in provincia di Palermo. Gli indagati sono Agostino Genova, 70 anni, e proprio di Partinico, paese nel quale è assessore comunale. È accusato quale coordinatore degli uffici invalidi civili dell'ASP di Palermo, nonché presidente della Commissione Invalidi Civili e della Commissione Ciechi Civili, con l'accusa di corruzione e falso in atto pubblico. Il suo
partito lo ha immediatamente sospeso. Gli altri indagati sono Rosario Cammalleri, medico di 74 anni, Pietra Di Fiore, 70 anni, Tiziana Guadalupi, 72, Carlos Battaglia, 58 anni, venezuelano residente a San Giuseppe Jato, sempre in provincia di Palermo, tutti accusati di corruzione, come anche il rappresentante di un CAF, sempre di San Giuseppe Jato, Calogero Randazzo, di 48 anni. Secondo le indagini, Agostino Genova, in cambio di denaro e altre utilità, avrebbe redatto, anche attraverso documentazione falsa, verbali di riconoscimento di invalidità senza la necessaria verifica dei requisiti previsti. Decine di migliaia di euro in contanti e orologi di valore, tra cui diversi Rolex, sono stati trovati nel corso di una perquisizione a casa sua. Non hanno freni gli indagati nelle intercettazioni. Agostino Genova viene ascoltato dagli inquirenti mentre un gioielliere dice: non trovo un bracciale, oggetto prezioso che gli verrà regalato subito dopo. A una donna chiede 4.000 euro. Chi te l'ha fatto avere l'accompagnamento, le dice. Dalle intercettazioni, scrive il GIP, emerge un sistema consolidato di corruttele che era la regola ormai da decenni. Sarebbe stato scoperto un tariffario preteso dal dirigente medico per l'istruttore delle pratiche di invalidità, in assoluta autonomia, senza il visto collegiale delle commissioni, violando così anche il regolamento e le procedure. Uno scandalo che sembra essere soltanto alle mosse iniziali. Al vaglio degli investigatori, infatti, ci sono centinaia di pratiche di invalidità che si pensa siano state ottenute in questo modo. Torniamo sulla vicenda che avevo annunciato. È morto Vincenzo Lattuca, 43 anni, di Favara, fratello di Jessica, la 27enne, madre di 4 figli di cui si sono perse le tracce dal 12 agosto del 2018. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta a carico di ignoti per spaccio di droga e morte quale conseguenza di altro reato. Lo scorso 14 giugno era diventata di dominio pubblico la notizia che Lattuca fosse indagato per omicidio aggravato e occultamento di cadavere della sorella. L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di un litigio provocato, ipotizzava la procura, dallo stato di ubriachezza della donna. Il sequestro di altre 6 navi di Caronte Tourist Isole Minori crea disagi nei collegamenti, alimenta timori di residenti ma anche di operatori turistici. I sindacati interessati inviano un appello alla Regione affinché si trovino delle soluzioni. La società di navigazione intanto preannuncia ricorso. È un coro di reazioni quello che si è sollevato in seguito al nuovo sequestro da parte della Guardia di Finanza di altri 6 traghetti della Caronte Tourist, dopo i 3 dello scorso 6 giugno, assieme a fondi in contanti. I sigilli erano stati apposti a traghetti ritenuti dalla Procura di Messina non a norma rispetto ai passeggeri con mobilità ridotta. Eppure proprio dalla società Caronte Tourist in una nota si legge che dopo un dissequestro a seguito di precedente apposizione di sigilli, le navi Ulisse, Elga e Bridge sono state di recente dotate di ascensore, bagni per disabili e di tutti gli accessori necessari per garantire il rispetto delle normative per portare le navi ai più alti standard del settore. Nella medesima nota Caronte Tourist preannuncia che farà ricorso e chiarisce che il sequestro di alcune altre unità è unicamente collegato al valore delle stesse e finalizzato al raggiungimento della cifra prevista nel decreto cautelare della magistratura. Al momento però i disagi nei collegamenti da Milazzo con Leolie, Trapani, Pantelleria e Palermo Ustica hanno innescato le preoccupazioni su più fronti a partire da Federalberghi. Noi siamo molto preoccupati perché ovviamente le navi rappresentano per noi una forma di collegamento imprescindibile, perché vengono messe a rischio tutte quelle che sono gli approvvigionamenti, quindi sia dalle derrate alimentari ma anche i carburanti, ma anche il trasporto delle ambulanze, i servizi postali. Il timore è quello che le strutture alberghiere non riescano a rifornirsi di derrate alimentari e che i disagi possano produrre cancellazione di prenotazioni. Fortunatamente ancora non abbiamo prenotazioni annullate, però posso dirvi che già dei mezzi con le derrate alimentari sono rimaste bloccate e questi stanno già creando delle difficoltà tanto ai ristoratori quanto alle strutture alberghiere. In una nota congiunta, intanto, i sindaci degli 8 comuni coinvolti lanciano un appello alle istituzioni nazionali e regionali per palesare i timori in merito al rifornimento dei generi di prima necessità, per la sopravvivenza delle popolazioni isolane e per il sostegno al fragile
del tessuto economico e sociale. Sul tema si è espresso anche l'assessore regionale delle infrastrutture e dei trasporti Alessandro Aricò, che in un comunicato dichiara di aver attivato i contatti con la compagnia di navigazione e con l'amministrazione giudiziaria nominata dalla Procura della Repubblica di Messina per verificare come garantire il servizio dei traghetti per le isole minori e non creare disagi a residenti e turisti. Aggiunge inoltre che a seguito di tali interlocuzioni la Caronte ha già annunciato l'utilizzo di un traghetto alternativo per il collegamento Trapani-Pantelleria. La famiglia lo definisce un nuovo caso Cucchi ed ha ottenuto l'appoggio della sorella del giovane, oggi senatrice Ilaria Cucchi. È la vicenda di Enrico Lombardo, il 42enne che morì a Spadafora durante un fermo. Venerdì il suo caso sarà discusso in Cassazione. Francesco Triolo. Secondo i suoi familiari fu torturato ed ucciso. Per i carabinieri accusò un malore durante le fasi del fermo. La vicenda è quella di Enrico Lombardo, 42enne morto il 27 ottobre del 2019 a Spadafora in provincia di Messina dopo essere stato fermato dai carabinieri intervenuti dopo la richiesta della ex compagna. Le fasi molto concitate sono state riprese da un video e nonostante l'intervento di 2 ambulanze quella sera per Lombardo non ci fu nulla da fare. Nell'inchiesta aperta dalla procura di Messina furono tra gli indagati un carabiniere di sanità del 118, ma il GIP ha disposto l'archiviazione. Contro questa decisione la famiglia ha presentato ricorso in Cassazione supportata dalle associazioni Buon Diritto, Amnesty e dalla senatrice Ilaria Cucchi, che verrà discusso venerdì prossimo. Avvocato, è configurabile un altro caso Cucchi? Ma non lo sappiamo, noi stiamo chiedendo alla Suprema Corte di Cassazione che le indagini vengano riaperte, perché effettivamente ci sono alcuni nodi da sciogliere. Poi sarà l'autorità giudiziaria, a seguito di questa attività investigativa suppletiva, a verificare se i nostri dubbi siano supportati da prove concrete o sono solo delle illazioni. La famiglia ha messo a disposizione una serie di foto che secondo gli stessi parenti mostrano un corpo martoriato da echimosi, lesioni e ferite in tutte le parti del corpo. Noi pensiamo che i nostri motivi siano validi, in quanto le tracce di sangue sono rinvenute sul tonfa, devono avere un riscontro. Dobbiamo sapere a chi appartengono queste tracce di sangue. I RIS di Messina, che all'epoca erano stati investiti della problematica, hanno concluso chiedendo all'autorità giudiziaria di effettuare la comparazione genotipica con riferimento a tutte le altre persone che erano rimaste coinvolte nell'episodio per cui è processo. Associazioni e familiari, in particolare l'ex moglie di Enrico Lombardi, hanno annunciato che venerdì, in occasione del pronunciamento della Suprema Corte, manifesteranno sotto la sede della Cassazione per chiedere di riaprire il caso. Adesso ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24 con la guerra aperta tra il sindaco di Taormina Cateno De Luca e la regione sui grandi eventi e sul futuro di Tao Arte. Il Consiglio Comunale ha deliberato l'uscita del comune dalla fondazione. Sentiamo Francesco Triolo. Ormai tra Cateno De Luca, sindaco di Taormina, e la regione Sicilia è guerra aperta, il fronte caldo è sempre quello degli eventi. Ieri sera il Consiglio Comunale di Taormina ha deliberato l'uscita del comune dalla fondazione Tao Arte e revocato il bene concesso, ovvero l'ex pretura dove sorgeva la Casa del Cinema, dando il via a quello che dovrà essere, nelle intenzioni della nuova amministrazione della Perla, una fondazione tutta nuova. Una decisione che lascia di fatto solo la regione Sicilia come socio, visto che 1 anno e mezzo fa lo stesso De Luca, allora sindaco di Messina, aveva forzato la mano per far uscire anche il comune di Messina dalla fondazione Tao Arte. Il motivo del contendere è la mancata proposta di modifica dello statuto, una decisione sulla quale De Luca potrebbe comunque anche fare un passo indietro se venisse definita la modifica allo statuto, dando pari dignità di rappresentanza a Taormina e il conferimento dei beni di proprietà della regione alla fondazione. Il riferimento è a Palazzo Ciampoli. Le conseguenze in ogni caso non saranno immediate. In questa fase De Luca ha detto che non intralcerà i lavori e i programmi di Taormina Arte e del Taormina Film Festival per il 2023. L'effetto di questa decisione probabilmente si avrà nell'organizzazione della stagione 2024.
In tutto questo la Regione resta in silenzio. De Luca ha chiesto di commissariare la fondazione, ma né l'assessore regionale al turismo Elvira Amata né tantomeno il presidente della Regione Schifani hanno preso posizione. L'unica reazione che filtra è che sarebbe pronto l'atto per impugnare la revoca dell'ex pretura, dove è già stata cambiata la serratura. E intanto si lavora all'ipotesi dei tornelli in via Teatro Antico per impedire l'accesso nelle serate in cui sono previsti i grandi eventi organizzati dai privati. Su questo De Luca è stato chiaro: nessuno sottovaluti la minaccia di chiudere gli spettacoli dal 1° luglio. E cambiano le regole per gli appalti in Sicilia, si dimezzano i tempi per i pareri tecnici. È stato approvato dalla Giunta regionale il disegno di legge con il nuovo codice degli appalti. Ci dice tutto Manlio Viola. Via libera al nuovo codice degli appalti in Sicilia. È uno dei provvedimenti approvati dalla Giunta regionale di governo riunitasi ieri sera a Palazzo d'Orléans. Il disegno di legge introduce una centrale di committenza unica regionale articolata in una centrale di committenza per beni e servizi sotto il controllo dell'assessorato all'economia e una per la committenza degli appalti dei lavori pubblici e dei servizi di ingegneria e architettura, l'ex Urega, incardinata nel Dipartimento regionale tecnico dell'assessorato alle infrastrutture. In particolare il nuovo disegno di legge consentirà di snellire molto le procedure e di ridurre i tempi di approvazione. Prevede l'abrogazione del parere tecnico contenuto nell'articolo 5 della legge regionale 12 del 2011, garantendo così l'allineamento del nuovo codice degli appalti a quello nazionale. Ma la vera novità riguarda la Commissione Lavori Pubblici, in cui arriveranno adesso soltanto i progetti con importo superiore a 30 milioni di euro a fronte dei 15 attuali, consentendo a circa l'80% di questi progetti di andare direttamente in conferenza dei servizi indetta dal responsabile unico del procedimento. Questo garantirà un dimezzamento dei tempi per l'acquisizione dei pareri sui 2 livelli di progettazione previsti dal nuovo codice. Sempre ieri è stato annunciato lo sblocco di risorse per 420 milioni di euro di fondi regionali, mentre continua il riaccertamento di bilancio per i fondi comunitari ed extraregionali in genere. È stato dunque emanato il decreto per il via libera ai pagamenti con fondi già accertati entro la fine di maggio. Infine la Regione ha avviato le procedure di soppressione di 10 aziende regionali ritenute inutili. Si tratta delle vecchie aziende autonome di soggiorno e turismo inattive ormai da decenni. Un'operazione fatta ai sensi della legge 15 del 2005. A curare l'iter sarà l'assessorato all'economia. Il provvedimento riguarda le aziende di 2 città metropolitane, Catania, Cicastello e Messina, e quelle dei centri di Caltagirone, Capodorlando, Cefalù, Erice, Giardini Naxos, Messina, Milazzo e Nicolosi. Adesso ancora una pausa, in chiusura ci occuperemo del Messina. Fumata bianca in extremis, il Messina è iscritto al campionato di Serie C, gesto d'amore dunque del patron Sciotto. Adesso la palla passa alla Coviso che poi ha eventuali acquirenti. Sentiamo Sergio Colosi. La Serie C è salva, ma adesso il futuro del Messina è tutto da decifrare. Il presidente Pietro Sciotto, contrariamente a quanto dichiarato nei giorni scorsi, ha iscritto la squadra al prossimo campionato di terza serie, versando oltre 1 milione di euro per il pagamento degli stipendi e dei contributi ai tesserati relativamente al trimestre marzo, aprile e maggio, 60.000 euro per la tassa di iscrizione e 350.000 euro per la fideiussione assicurativa a garanzia dei futuri esborsi. Completati i pagamenti, prima della scadenza il club ha redatto il documento conclusivo relativo ad una dichiarazione di natura fiscale. La regolarità degli incartamenti inviati sarà valutata dalla Covisoc martedì 27 giugno. Il silenzio e la riflessione degli ultimi giorni di Sciotto sono risultati decisivi rispetto alle sue dichiarazioni di voler cancellare il calcio professionistico a Messina e all'amarezza espressa per la contestazione ad oltranza dei tifosi. Dopo l'iscrizione però Sciotto è chiamato a decidere in fretta il futuro del club, tenendo conto però che il rapporto con la città è definitivamente compromesso, né la svolta di ieri può portare a nuovi equilibri. All'orizzonte ci sono 2 possibilità. La prima, la ripresa della trattativa con l'armatore piemontese Fabrizio Mannino. La seconda, ad una soluzione con Sciotto presidente, Antonio D'Arrigo direttore generale, Pippo Bonanno consigliere, Ezio Reciti in panchina e una squadra di giovani. Ma in questa seconda ipotesi si rischierebbe seriamente di vanificare quanto fatto ieri. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24, vi do appuntamento al prossimo spazio con l'informazione su Telecolor alle 14 e adesso vi lascio con Desiree Ferlito e Angelo Gagliano per Buongiorno Sicilia. A tutti una buona giornata.